E fanno la colazione col nonno, mi parla di struzzi e fame, freddo, paura de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla par fin che si insonnia. E adesso contenti cantemo in fondo della colonia. Se sto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misurar. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qual italiano che non l'ha passata stretta, eh? Sempre de pie par terra, de non rossar capoeira, o sapar sotto il vignar. Vengo criessimo un cavallo e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che il preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Se vos levai a polenta estropada, e na volta di guardar del giaronetto de arriva, sbaglia e viene il cane piva e davanti un coniccio. Lo cos miracolo dritto che go in piomba una sassata, go in pianta via una magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, mia vero? Pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una bravura, la rento dell'ospedal, dottor Paolo tira il mal, ma da seu fora de misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe Seu la prima volta in casa di Amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto, dice ai nostri migranti, in tola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni,
Del fogão a lenha, la salera che boia, pareggia la nonna, la polenta brustolata. E col nonno leve azul, ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrão. Se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Nós podemos criar novas histórias, novos aromas e novas memórias, sempre com muito afeto, com a lembrança daquele cheirinho especial e em momentos com as pessoas que amamos. Por acreditar nesse poder dos aromas e suas memórias, a Aquafest se reinventa todos os dias. Aromas que se eternizam na memória das famílias, indo muito além da limpeza perfeita e da incrível maciez, proporcionando-lhe não apenas mais tempo de qualidade com quem você ama, mas também fortalecendo suas relações e afetos que perduram para sempre. Cada produto é desenvolvido pelos melhores profissionais, utilizando a mais alta tecnologia e design surpreendente. Nossos produtos oferecem os melhores aromas e formulações de alta performance, proporcionando o melhor para a sua família. Aquafest, aromas que eternizam afetos. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. We're gonna set fire to the nights and bad vibes out of sight. The crowd let's back into the groove. We're gonna set fire to the nights and bad vibes out of sight. The crowd. Encontrar uma coisa. É aqui, nessa cadeira cirúrgica, que sua história vai mudar. Não dá para você confiar num procedimento tão importante e tão delicado em qualquer lugar. Precisa ser realizado em um centro cirúrgico com toda a segurança que ele oferece. Se você quer transformar o seu sorriso, o seu sonho, com toda a segurança e todos os critérios possíveis, eu sou o Dr. Giancarlo e estou aqui para lhe ajudar. Foi? Sua esterqueira está enchendo? Eu tenho a solução. Distribuidor de esterco Algor. Todo o nosso tanque sai de fábrica com abertura total. A partir do modelo 6.000 litros ele vem com abertura hidráulica, bomba a vácuo ou bomba lobular. Nós vamos ter os modelos de 2 a 12.000 litros. Chapa de 4,75. Entre em contato com o Algor e vem conhecer melhor o produto. Buonasera a tutti quanti. Siamo di arrivare, siamo in aria, siamo in onda, siamo al vivo, siamo qua nella casa dei nonni
Ciarello o dei nonni Chiarello. Così volevamo dirvi, perché stasera che abbiamo una sera tutta quanta speciale. Mi sono Edgar Locatelli Marostica e sono qua come tutte quante le domeniche dalle 7 alle 9 alla sera con il nostro filò, nostra live, il nostro filò italiano, parlando di cultura, la nostra maniera da pensare, da parlare, di essere e da vivere, di nostri nonni, i nostri avi, i nostri primi discendenti, i nostri migranti, migrati sa un grandissimo legato che è la nostra lingua, ma anche la maniera spagliafatosa da essere quando che noi italiani parliamo se me liga e man restiamo muti. E allora se mai o meno così, noi siamo così e così andiamo a essere fino al resto della nostra vita. E questa casa la rappresenta tutto questo, perché già vi vesto qua 70 passa anni, che a casa qua la età della mamma della Viviane Vidimarca, se qua anche ella stasera, allora c'è un significato tutto speciale stasera di questo filò, è il primo filò italiano dell'anno del 2026, bisogna che si costumiamo a parlare 2026. Allora che è una famiglia grande qua stasera, che è di cognome Vidimar e anche Chiarello o Ciarello, come i chiamano, no? E mi sono Marostica e siamo qua per portarvi un pochettino di cultura, di allegrezza, di musica, di humor, scherzi, ridere, passarsela insieme come tutte quante le domeniche di sera. Abbiamo un'audienza grandissima, potete assistirmi tel Facebook di Edgar Marostica o anche tel YouTube. No YouTube lá pesquisar, digita Edgar com D mudo, Edgar Marostica e assiste na TV. Va bem così? Mi parlo un poco in italiano, un poco in brasiliano, mi difendo bem mais ou menos le due lingue, vero? E abbiamo i nostri compagni che sono qua insieme con noi. Come tutte quante le domeniche, Josiel Cenci sui bottoni, la Gislaine Mauer, la Zelila Medona, che la cata sui nomi, perché stasera abbiamo i regali. Dopo il bruttino viene qua e spiega ben come che funziona per farti concorrere ai regali. Ecco, eseguono anche di questo attimo, trasmettendo il nostro filò Radio e TV A Verdade de Vista Gaúcha, Radio Comunidade de Viadutos, já foi feita a transmissão aí, Gisa? Passaram os links, Rádio Brescia Mais de Nova Brescia, Rádio Nativa de Ibiraiaras. E transmite durante a semana, reprisa a nossa live, nosso filó, a Rádio Progresso de São José do Ouro aos domingos de manhã e a Lagoa Vermelha tem a Lagoa TV. Toda quinta-feira às 20 horas reprisa a nossa live, nosso filó italiano, tá bem? Nostri apoiatori culturais, a Dirnet, provedor de internet com fibra ótica, ecco, un fixa combo internet, TV, telefone e de lá avanti. Quanti mega que te occorre. Mig Plus, alto desempenho nutricional para animais, bovinos, suínos, equinos, ovinos, caprinos, aves, coelhos e outros, ração para tutte quante le bestie, de máquinas e Algor de Nova Prata, juntos para sermos mais fortes. O telefone é 54-3242-1333. Qualquer coisa que te ocorre em máquina, equipamenti, tutto quel che va bene per la colonia, per la industria, peça e de là avanti. Ecco, con la di Máquinas e Algor. Un fabbrica e che l'altro vende. Posto do Décio, aberto 24 ore com loja de conveniência, abastece qua. Pian Alimentos, ação para cangati e pesci com altíssima qualità e alta conversione. Bota super leve Baspan, il meglio stival che capesta in tel Brasil. Nova Cadernos, abbiamo anche vodka Raisca, se beber não dirija, la meglio vodka, quella che fa la meglio caipirinha. Aquafest, aromas que eternizam afetos em todos os mercados e lares, produtos de higiene e limpeza. Supermercados Marim, 2 em Guaporé, e agora com um empreendimento muito grande lá, onde o maior mercado que eles têm hoje, mais ou menos, é o estacionamento do novo mercado, então dá para imaginar. Ecco, Metalmark, máquinas e equipamentos para a indústria alimentícia também de Guaporé. Lumiplan, esquadrias de alumínio e vidros, DR Construtora e Incorporadora, que tem apartamentos à venda em Guaporé, Serafina, Farroupilha e Encantado. Oral Unique Clínica Odontológica em Serafina, venha viver de frente, tudo em um só lugar, com agenda na avaliação, uma agenda. Faz bem, olha só, chama sem compromisso nenhum no 549-8104-0241
e medaforros em PVC. Peça medaforros nas lojas de materiais de construção. Miriam Alimentos, especiarias, temperos naturais, chás, sais, doces de frutas, molhos e de lavante. Receitas no Instagram e no Facebook toda semana. Gavê Moaca, supermercado polivalente de Santa Rosa e Serafina, cereais Menino de Guaporé, un struconasso a tutti loro là, che adesso torna a laurar, e il tempo le deu far pulito, quem sabe a gente tenha uma safra grande, uma boa safra no nosso Brasil de cereais. O tempo até agora está trabalhando bem, comércio de cereais, tudo para sua lavoura, com acompanhamento dos técnicos e agrônomos. E também MGA Válvulas, fábrica de válvulas de esfera, visores de fluxo, peças microfundidas e acessórios para as mais diversas aplicações, com a matriz em Veranópolis, filiais em São Paulo e no Ceará. Ecco, cosita, mais ou menos é cosita. Tusi, aveva idea di venire dentro? Brutinho e Marinho e parecciai lì, passerento, vinirento. Volemo ringraziare anche... Buonasera! Buonasera! Buon principio! Buon principio dell'anno! Ah sì, ciao! Buona fine! Buona fine! Anche a te, Brutin, buon principio! E una buona fine! Salvezze, buone fine, mieti! Ascolta, no. buon principio e buona fine! Buona fine! È importante le buone fine! Un buon principio e una buona fine vuol dire. Buon principio fin Giulio! Di Giulio avanti, buona fine! Buona fine fin dicembre! Fin dicembre! Che tu capio? Lei è così! Ragazzi, cominciare se non sei felice! Tu che iniziare e dopo finire, no? Tanti dicevano che buon principio e buona fine era buona fine dell'anno che passava. Niente vede. No, Bianca pensava che c'era buona fine e buon principio, invece è buon principio e buona fine. Allora ciappa tutto l'anno. Volevamo mandare un saluto a Salumeria Tebaldi, a Bron Tebaldi. A Bron Tebaldi là, anche nostri patrocinatori. Sì. Già mi avevi in mente una adesso che parlate. Cosa allora? Dalla per scommissiare. Sì. Se a casca ti scommisso, Dio. No, vai. No. Sì, mi fatto vai, che? vai. Una frotoletta. Una frotoletta. Ma che cosa che? L'ha mai fatto così? Che mai fatto così? Ma ho imparato, fresca questa. Ma allora sì, vai, avanti di Brutin da buonasera. Allora, dopo abbiamo orale la storia, orale. Ora ha dato una donna ginecologista. Ma lei mia proprio no. No. Se no casca con il dottor Paolo. Sì, è netta. Netta, sì. Sì. E allora la nettata bene la commissaria a esaminarla. La commissaria a guardare, che ha detto, ma guarda che interessante, che ha detto. I capelli bianchi, che ha detto. Grisi. Ecco, mi aspetta. È negro qua, che ha detto. Che ha detto, certo, che dottor, che rido. Qua ha detto, solo pensieri, solo pripini, cucumeri per risolvere. Problemi. E do sotto solo allegria. Moral da storia. I pensieri fa venire i capelli bianchi. I pensieri, i problemi, i pensieri, il stress fa venire i capelli bianchi. Proprio. Perché che migrano pochi di bianchi? Solo allegria. Guarda Brutin, caro di Dio. Avvivi qua che se coppa di tanto. Non mescano che è te. Desculpa, tá tudo certo. Sì. Va bene. Sì, Brutin, vai lá, dai buonasera, spiega come funziona per partecipare dos prêmios. Spera che mi posto prima. Postete bene, capellone lì. Buonasera a tutti quanti, qui da Rente, qui distanti, qui devo guardare, qui di ascoltare su radio. Che diamo una buonasera a questi qua. Ma tutti scioccare le mani. Buonasera! Tutto visto? La platea è grande stasera. Ah sì. E allora compartì e pare avanti, fega sapere a qualche dunque se devo guardare il filo italiano, che dopo il fin del programma che sei sorteggio dei regali. Ma ve lo dico tutte le domeniche sera, stai fin la fin, perché non deve scompartire dopo metà programma. Abbandonare, se reste sorteati. C'è niente perché non avevo mica come mandare una stampa e tal. Ecco. E allora dopo il fin del programma sortiamo, quello che resta il primo sorteato è il diritto di mandare una stampa, uno dei prodotti dei patrocinatori e ciappa lui, e se lui manda mia ciappa il secondo, il terzo, così teneva rostica. Così. Avanti. E allora mandai, e dopo se reste sorteati, avete diritto di mandare una stampa con il cellulare buttava, altri poteva stare in pie, sentai anche, e quei prodotti
del programma. Dei nostri patrocinatori. Metteva vivo qua, altri se vede anche altri. Così da un Va struccone bene? e vuoi. E stasera con platea, quante? 1.000-1.500? E stasera 1.000-1.500 persone. Dico contare Regge quando dividivo per 2 da 763. Ecco. Gente. Ne ho qualche tutti con 3 gambe allora. Che 3 ne ho- Regge dico. No, che ne ho retrocesso oggi também. Ma Uma história boa, vai ser boa, essa vai ser boa. Vamos, la mettiamo là, te metà via, allora che ne... Che è una storia inedita, in esclusiva e veridica. È veridica. Veridica. Ma allora lo chiamiamo lui? Claro, tocca mostrare il contenuto. Ha un nome che? Il nome Vittorio. 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 Vittorio de Godóis da Silva. Da Silva também, sì. E a sua parona sera italiana? Italiana Leonila Occhi. Così. Professora. Ecco. Che è una frotola degli occhi. E la mamma e fiol di Michael Teddy, che lui da scuola di teclado, di violone, di canto qua in questa casa qua. Va bene? Lei lì dopo fa la partecipazione anche a lui con la Viviane e suo pare viene anche lui. Quanti anni Galo? Vittorio, quanti anni fai in manca pochi assento. 70. 77. No, io posso 112. Quasi fui perto. Un pochino meno, tá, fechou. Mi per me che ne ha 80 e va a fare che ne ha 81. Eu tava só brincando, ma tá bem pra ter 80 anos. Guarda, sì. Ele e o Michael parecem irmão. È verdade, sì. Ma Michael fratello più vecchio. Parece irmão mais velho. O mais velho. Bem, pai, Leonardo, tá tudo bem? Tá compreendendo alguma coisa ou não? Mais ou menos. Mas mais ou menos tá louco, tá bom? Tá louco de especial, né? Mais ou menos, tá bom. Bem, a piada... E come devo parlare solo che? Devo parlare solo a Natale, finale di anno. Solo il bolo che devo parlare. Solo il bolo, solo i biscotti. Dottor Roberto mi è venuto con lui la Neiva mi ha fatto stasera, ma loro viene sempre, mi aiuta, volevamo ringraziare anche a loro che fa parte dell'elenco, vero? Sì, ma non siamo in drio... con fin di anno e tal, adesso settimana che viene cominciamo a organizzarsi meglio. Viene tanti che hanno detto perché che non mettete su là qualcosa da drio. Calma che tutto va nel suo tempo certo, vamos a organizzare. Pianco le buone, sì. Pianco le bocce che il bucino è del legno. Proprio così, va bene. Era qua, una volta un padre mandava un fiol studiare. Un fiol studiare. Che voleva che studiasse ingegnere. No? Ingegnere. Un architetto, sai. Finale andato il sega formare. E allora il dì da formatura che il pai che ha detto che era per fare una festina. So che lui aveva una casa di madeira, di tole, come fosse detto. Di legno. Di legno. Ecco. E mia col foro. Perché aveva mia soldi, era poretto. Sì, che era le tesore. Tesore, così. Allora, è detto, pai, se consegui mettere sul foro là, vediamo, facciamo una festina, restaria bello, c'ho la casa. Convidati. Neanche se lì con tole vecchie. C'è il soffitto. È il soffitto. Neanche se lì con tole vecchie, sì, che diamo un jeito. Cattiamo fuori una maniera. Gas cominciare a cattare su tole in volta per qua, in volta per là, e su inchiodare quando che finiva in ciudare il ga guardava perché non era vita sta strevariendo che non era vacca che sono tole e che non era 2 o 3 tole sporche di merda di vacca le venne scala sto che fiolo vi arriva rente e ha fatto il suo discorso, ha parlato che il papà mio ha soffrito mi ha aiutato quel che ha detto
No, mi par de non veras. mettemela poi dal trio della caretta, la caretta. Aspetta, Maria. mi immagina. Ma io dite voi metti poi dal trio della caretta. Allora così, tale. E noi che guardai che lui si gas forsai che cata fora. Tolle che per fare forar qua per stare più bello, scusami che le mie ben fatto e tal. Sì. Ma una cosa già dita che mi a testa quando sono buono di mettere rento. Come che una vacca che ha fatto cagare Là in cima. là in cima. Mette sul forno e sta bassi, bravo sta a vacca andare a fare il lavoro. Non è stato buono sapere come che ha fatto andare lassù. Ben ciappai. Infatti che si casa un struccone ma di vero zio. cuore di tutti noi altri, scompartì, passi avanti. Mi sempre vi domando medesima roba. Pensate in qualche d'un che siete a vostra famiglia, che siete amici, vero? E che conosce e che piace il nostro italiano, la nostra lingua, per farli sapere del nostro filò. Giusto? E che podia assistere non solo il telefonino, ma anche la televisione, grande. Grande, restiamo più bei ancora. Sarà. Per l'amor di Dio. Marino neanche tal, ma mia marostica. Due guardate qua. E il contrasto di un'altra te ciao. qua Viviane. Separaria buon che noi altri. Da rente di Ela miglioremo un pochettino. Dopo facciamo un'immagine. Vedo o quei casi di signor quanto adesso che guardo ben che guardo a Viviane quanto brutti che sei che peiora. È che te guardi tutte le domeniche sera te pare che resti bene. no, ma Vivi, mi vede solo in altri tre, non vede bruttezza perché siamo paregli. Ma no? guarda che ne un Ma adesso belli quando medo. andiamo, comprende Michael? Leonardo, vou te explicar. Nós três juntos, ninguém vai notar a parte somos quem feio é ou feio. bonito. É tudo feio. Agora, se nós vamos lá pro lado da Vivi, eles vão dizer, mas agora que eu tô percebendo, são feios, né? Ma le cosette che si tiri le duvide, Vito. Assim, é vero, é vero. no, Bem, sì, scherzemo intanto, no? Sì, sì. Può essere, posso andare a banda alla Siamo di Viviane? anima bella. A nostra anima. Ó, Guarda, eu e a Vivi vamos apresentar todo mundo que tem aí, sim ou não? Sì, dopo sì. Sì, presentiamo. Va bene? Sì, Cosita? va bene. E dopo? Marinho, pian là. Cosa andiamo a mangiare stasera? Tutti qua vogliono mangiare stasera. Pasta asciutta, nostra Italia. Pasta asciutta, nostra Italia. Cappelletti al toccio rosso. Ó, Signore. nunca comeu. Tu não. Cappelletti al Eu toccio já. Rosso. rosso. Tu comeu massa já, Ah, né? querido, Mas não sorpresa. capelletti na massa. Sorpresa. Capelletti na massa, é A aqui. minestra sì, tu Tu já comeu capelletti na Ma sopa. far pasta asciutta dei cappelletti con toccio Vio. rosso. Capelletti ao molho. Vio. Così. Tutte domeniche sera lui... Ghetto portar pignoi. No, I dopo mi crui porta. ancora. I crui. Dio cosinasse. O brutinho para dar uma disfarçada, vai que não vão gostar da massa, o que tenha pouca. Eu garanti pelo Garanti menos pinhão. beliscar. Quando conti sbagliare il Porque, palo? para vocês que estão nos assistindo, que são lá do Mato Grosso, que são do Paraná, ali do Pinheiro Preto e Pinhal, Minas Gerais, lá que vocês têm bastante pinheiro, nós aqui, os nossos pinheiros, já estão produzindo pinhão. Sì. E vamos mostrar. Dopo Vamos mostrar, os pinhão, nossos pinheiros pinhão, são tão precoces que Natal já traz pinhão. Ma guarda, mi vuole dire una. Marinho, tutte domeniche sera inventa un tipo di mangiare. Sì, Marinho Perché è un nostro gourmet. Gourmet da notte. Ma so che mi può portare pignoni per garantire che qualche ora me fa una grossa. Ma non è mia stasera. Un saluto a Zati e a Jair che mi ha mandato i capelletti per andare a fare pasta asciutta. Va bene? Cosita? Sì. Mi va perché mi deve che di attaccarsi. E il bacon. Bacon, che bacon, è salumeria Tebaldi. Opa! E il salame, un salame vende Tebaldi e un viene de Gigio. De Gigio, mio Tuo fratello. fratello, Sì, quel che ha il toccone di lardo dentro. Perché mio tio mangia medo. Ecco, non era per te fare. Sì. Mi va a banda alla Viviane. Vai. Va bene? Pignoi. Viviane. Buonasera. Buonasera, un struccone qua. E allora, tutto a posto? Vai, Sì. ok. Sì. Camera numero 72.
Tudo bom? Tudo bem? Buonasera. Buonasera, Sarà che mi ricordo parlare italiano? Volevo domandarti, ancora tanti anni a San Paolo, mi ricordo mia ancora ti parli qualcosa in italiano? Un pochettino italiano. Ecco, va bene. Te che imparare, torniamo indietro, vamos voltare un tempo, certo. Te che imparare italiano col papà e la mamma, col nonno e la nonna, è isso? Con i nonni anche. E i nonni, vero? Gosto cominciare il corso di italiano grammaticale, dopo italiano. Ma sì, ma quando ti eri piccinina a casa parli italiano? Sì, parlei, i nonni parlei, i Vidimar, anche i Ciarelli parlei italiano. Italiano, vero? Sì. L'ora che ne era mettesti via là, no? Sì, Un pochettino. sì. Ma che mi ha mescolato su, Delle volte femo una mescolanza sì, dell'italiano è possibile, d'Italia e dell'italiano femo un pochettino di mescolanza. Ecco. Sì. Bene, presentiamo qui chi sei qua di assistirmi. Oh, la famiglia tutta. Sì. Il compare Felix. Ecco, vai Chiarello, parlando. mia mamma, Oneide, Chiarello, Vidimar. Vidimar. Sì. Ma Chiarello. Chiarello, sì. Vidimar, la mega dit cosita, che quella la ganetta qua dentro. La nettea tola per tola qua dentro, va avanti che mi vede qua. Toletta per toletta. Allora ti che sei giovane, ascoltami mica che te parlo. Anticamente, quando innettava le case, grande maggioranza delle volte chi nettea le case, le nettava ante il Natale, avanti il Natale. Sì. Com'è che ha il nome da mamma? Oneide. Ciamaella qua. Allora Oneide, ascolta, i ciapea la sendre. La sendre? Squatel. Vieni qua. Squatel. Era fatto di scua, ma era tondo, lunghetto così qua in man. E se no con la sponga che nasce da terra, che le sponghe che chiama buscia, in portoghese chiama buscia. Sì. Non sai chi fu che inventò buscia. È una spongia, sponga italiano, no? E allora con la cendre e saun casero se sfregava le tole restea nette e che diceva così, quando che c'era il saun, quando i nostri immigranti se venesti del Brasile e i primi discendenti che non tinham o sabão ainda e que não tinha sabonete e os produtos de higiene e limpeza que nós temos a Aquafest, eles lavavam com cinza. Daí eles pegavam um tacho, um brondo, em italiano se fala brondo, e colocavam a cinza lá dentro e ferviam. Sim. Deixava decantar e pegava aquela água e lavava. Olha. E daí eles também lavavam os lençóis e as roupas íntimas, roupas brancas. E que chamei a cosita. Lavemos a roupa bianca ante la Lícia. Ante la Lícia. Lícia era o nome que lavavam a roupa branca com a cinza. E hoje ainda, eu na minha casa, quando tem muita gordura, eu uso o produto da Aquafest, mas muita cinza ainda. Ou do fogão, ou da churrasqueira, eu uso a cinza com uma esponja, essas ali, a esponga, quella bucha, que é forte, né? E aí sai, ela tira a gordura, a cinza tira a gordura com água. Capio o discorso? Então a mãe me falou que ela limpava aqui e que ela passou muita cera aqui. Nesse chão aqui, olha. E que essa casa tem a idade da mãe. Quanti lavori, não? 72 anos tem a casa. 72 anos. Uma curiosidade interessante. Depois tem a baixinha, a filha do Marinho. A filha do Marinho. Brutinho é bisnono. Brutinho é bisnono. Não, a Eliane Vidimar, ela é a esposa do Marinho. Sim, minha prima. Ecco, ma... Sì, bella, no? Sì, bella e più giovane, ben più conservata, no? Sì. Marinho, Luca, tanto che fa, no? Ma adesso le devo piumarsi adesso. Tu viu che le deu uma ajeitata agora? Dopo presenta la tua papà. Meu papà, Léo Vidimar, tio Jairo Vidimar. Jairo Vidimar. A tia Lina, também, Vidimar. A tia Lina é sobrenome o quê? Marim. Marim? Ecco, muito bem. Chiquinho Maronese. Chiquinho Maronese é um amigo de uma vida inteira. Ecco, muito. O Chiquinho Maronese, ele sofreu um acidente há 12 anos atrás. E daí, quase 14 anos. E daí, ele anda com uma cadeira de roda elétrica. Ele caiu, ele se acidentou numa obra, né? Daí ele tem uma dificuldade, mas ele é furbo. Todo mundo conhece o Chiquinho Maronese, então ele anda com uma cadeira de rodas dos Amigos Tristes.
É uma associação que nós temos em Serafina, que a gente ajuda quem necessita, quem tem dificuldade. E o Chiquinho é um grande amigo nosso, né? Um parceiraço, e daí ele anda com a cadeirinha de roda, vem de lá da 12 até aqui. Depois, calma, Chiquinho, que depois te ajudamos para ir para casa, né? Depois tem o Reni. O nosso vizinho, o Vitório, que nós falamos aí, né? Que é o pai do Maicon. Sim. A mãe do Maicon Ted, que está aí. São de Vanini. A minha nona, Vitória, a família dela é Motter, lá de Vanini. Assim é. Os Motter são de Vanini. Um saluto aos Occhi. Vanini tem bastante Occhi, a região de Vanini ali. Ecco. E o meu marido Leonardo, que é Wiedrecker, alemão. Complicado de falar o nome, né? Muito bem. Alemani. Ecco, tedesco. Tedesco. Si chiama tedeschi. In altri italiani parliamo tedesco. Non capivo perché, ma infatti, vero? Sì. Va bene, cosita. Giusto? Giusto. E aí, Vivi? Quanto tempo... Gosto di cominciare a suonare il violone. Opa. Con 12 anni qua, Va della bene. chiesa qua. Allora ho cominciato a cantare tanti anni in Rio. E dopo, un anno dopo, mi ha chiamato nel CTG, Galpão da Saudade, ho cominciato con le musiche gauche anche. E così che ho cominciato. Para la Gisa, la casella del Gisa, del CTG Galpão da Saudade. Un struccone a tutti voi altri del CTG. Della stessa época del CTG. A Gisa ainda está no... Fiancoi. Os meus guri também. O Johnny, o Vincenzo e o Francesco, os dois estão no CTG ainda. Va bene. E la cantoria italiana nell'anno 95 ho guadagnato la meglio lettera con la musica Scala Indecisa. Que eu rodei hoje na rádio, não sei se tu ouviu. Ancora? No, non gosto di ascoltare. Tinha o Félix che ascoltava. Ascoltate, che parlare che te eri qua stasera, sì, va bene. E no altro abbiamo tanta storia buona per contare. Uma maravilha, con Geraldo Piccini. Geraldo Piccini, che abbiamo lavorato insieme, perché lui, quando hai giutato a fare i castellini qua, la via Genova. Un lavoro tanto bello, allora abbiamo tanta storia qua. E nei gruppi di danza italiane, che mi hai fatto parte? Era professoressa del gruppo Arcobaleno, delle bambine. Guarda lì Gisa, a Gisa quer retomar, tem vontade com a Lucy Il gruppo La Nave retomar essas. Il gruppo La Nave era un'altra professora che era la Carla, dopo ha cambiato per gli altri professori. La Carla, quanti anni? Sì. E ricordi del ballo che era Carina Lorenzetti, che è là in Italia. A Carina si mi involta lì. Carina Lorenzetti. Ma guarda che ho visto ella con sua mamma, credo che... Lì era professore dell'arcobaleno. Allora avevamo 3 gruppi di danze italiane qua a Serafina. Al 95, 96, 94, 95, 96. Dopo ha finito tutto. È così. Abbiamo storie. Abbiamo una bella storia. Sì. Ma allora, adesso la Viviane Dencoi che vive a San Paolo, cosa fa Lancoi? Ho il programma Viviane Vidimar che va... 7 anni dell'aria già. 7 anni. E lei tutti in martedì di sera, terza-feira alle 7. Alle 7. Della TV Sinec. E sabato sera alle 23 ore che lei della rete SDPTV. Che fa il programma Viviane Vidimar. Però là... Ma è ripresa no sabato o no? Là noi facciamo 4 programmi per mese. In un studio, graviamo là. A Sapronto? A Sapronto, edite, e dopo va all'aria. È tutto grava. Sì. Lei ha l'idea che avevamo noi, che siamo di pensare con Josiel, martedì che avremo una riunione. Ho fatto tanti anni al vivo della TV Sinec, però quando ti fai al vivo gli errori, va tutto all'aria. Sì. E se sbagli. E se famo gravare, taglia via tutto. Taglia via tutto della edizione. Sì, ma non è tanto sbagli come anche te puoi ciappare solo la parte più importante della edizione e sugar. Ou seja, na edição resume. Se torna um programa mais dinâmico. É meglio. Isto, mais produtivo, rende mais as 2 horas, né? Então nós também estamos pensando, tá? De fazer assim. Vamos ver. Terça-feira teremos uma reunião das 6 até a meia-noite, né, Josi? Sim, sim. Dopo vediamo cosa che famo. Allora,
un co' te fa presentazione. E la musica te continui, vero? Sì, come cantante va in tanti programmi di televisione là per cantare anche musica brasiliana, no? Sì. E anche in italiano, che abbiamo il show italianissimo che facciamo là in San Paolo, il show italianissimo, e anche il show in portoghese, con sertaneje, che è la musica che là a San Paolo gli piace di più, che sono le sertaneje, no? Va bene. Va bene? Giusto. E ancora facciamo un po' di... Sì, facciamo un po' di tutto, che sarà con playback e che sarà anche con Michael che ti accompagna. Qui in casa e vuoi ascoltare musica che ne è una che ti te canti bene, che è da Berenice Zambuja. Sì, dopo facciamo te la gaita. Facciamo, Michael, sì. Pode fazer uma sertaneja, América, uma Cília de Fiori, quel che voleva altri lì. Va bene? Va bene. Josiel, lei con te là, fica a vontade. E gente, un scioccaman alla Viviane Vidimara. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo, mi viene da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini del cielo che vanno verso il sole? Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio come ti amo. Un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini del cielo che vanno verso il sole? Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio come ti amo, Dio come ti amo, Dio come ti amo. Grazie! Femo un'altra? Va bene. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, no, non cambi mai.
Va bene, Va bene. Quei casa credo che sia ben contenti. Ma te che tu piccinino lì? Sì, Raffaele, quanti anni Galo? 4 anni, il ga imparare la bella... lì. Ga imparare la bella polenta, cioè. Ga imparare la La bella San polenta. Paolo ga imparare. Dopo, sì? dopo femo la bella polenta Sì, e dopo te chiami lui qua, sì. va bene, così. Ecco, brava. È così che si fa da bambini. Bisogna imparare italiano da bambini, perché è meglio così. C'era di pensarmi del libro della grafia del italiano, te lo mia. No. Ma allora mi go pensare quando c'era qua, quando te ho visto, di darti un regalo del libro. Può essere, solo che lo go mia qua, ma te vai via quando? Martin Demo. Ecco, Martin. Sì. E allora mi te fa un regalo di questo libro. Grazie. E credo che ti te fa buon uso di questo, capisci? Perché ti piace l'italiano. Allora là te vai a vedere cose, guarda che meraviglia, guarda come formare le frasi che resta giuste, capio? Sì. Anche quando ti hai idea di fare una lettera di qualche musica italiana, per formare la metrica, come si dice, mi è vero che ti manca parole a colpi per giustar su, mi fa lettere, no? Ti hai visto qualcuna mia, no? Sì. E allora a colpi ti tocca andare in cerca di parole per metterle là, te scomissi, te arrivi a un certo punto, te impacchi. Sì. Una volta i boy c'appia tatui che diceva impacca, intola, allora te fermi, a salà, vadrio altre cose, dopo te torni in drio, tutto un mestieramento per montare una lettera di una canzone, di una musica, a colpi te sa drio, te buttato là, te cominci a pensare, te asci tutto là, e di drio te dismissi con nuove idee. Sì o no? Sì. È ben così. È che là a San Paolo tutti canta solo in italiano grammaticale, che è quell'italiano di Italia. Sì, ma come ti le sol qua. ma come ti sei un'italiana da Serafina, sì. a te puoi fare qualche lettera? Sì. In italiano, fare, te che in testa buona, sì. E non altri il mio cuore delle lettere nuove. Allora credo che questo libro va a aiutarti, va bene? Grazie per il regalo. Grazie. E te che hai fatto qualche cosa di corso in italiano, no? Italiano grammaticale, no, tanti italiano. anni. Italiano no, non allora, l'ho fatto mia. Chissà che sto anno torniamo col nostro italiano, la Eliane si è formata, tua cugina. Va si è formata del italiano, mia e Ela e Marigno siamo formati, abbiamo il corso del italiano, della lingua italiana del Brasile, è un'altra cosa che fa parte del curriculum, capisci? Va bene? Giusto? Cosita. Mi va a banda di là, ringraziare i nostri patrocinatori. Chiamiamo chi adesso? Michael? Femo un'altra? No, mi va là, chiamo i patrocinatori, intanto vi pronte. Michael, vai là, si organizza. Cosita allora. Mi ringrazio qua la Dirnet, provedore d'accesso a internet, l'Amighi Plus che fa ragione per tutte quante le bestie, di Macchinas e Algor de Nova Prata, juntos para sermos mais fortes, posto do Décio verto 24 ore con loja de conveniência, pian alimentos a son par cangati e pesci, bota super leve Baspan, il meglio stival del Brasil. Abbiamo anche vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha, Aquafest, aromas che eternizam affetos, Supermercados Marin di Guaporé, Metal Marchi di Guaporé, abbiamo a DR, construtora e incorporadora di Serafina, Guaporé, Farroupilha e Encantado, apartamentos à venda em diversos prédios. Oral Única Clínica Odontológica, venha viver de frente com Oral Única, tenha um lindo sorriso, levante sua autoestima. Medaforos em PVC, peça Medaforos nas lojas de materiais de construção. Miriam Alimentos, Clanovix Britagem, Areia Industrial Terapiana, Mercado Polivalente de Santa Rosa e Serafina, Cereais Menin de Guaporé, MGA Válvulas. Questi sono i nostri patrocinatori e aparelhos terapêuticos Bom Riposo. No altri che vendiamo questi paioni qua che sono completissimi a prezzo buono. Giusto cosita? Tu si venirento qua? Ô Brutin, Gelo Pignoi, quei casi io devo duvidare che noi altri siamo di produrre pignoi, che i nostri pini e dà pignoi questa epoca qua. Olha ali, ó. E pincharote, ma che ne? E vocês vão perceber que são, desculpa, que são ainda fresquinhos, né? Sim, produção nova. Ma também direi que vamos tu vê pela cor que ainda não está bem formado. É minha bem formado, né? Não, mas é que esse coisa é super precoce. Sim. Super precoce. Super iper precoce. Geneticamente precoce. Boa, Marinho. Boa, Marinho. Claro. Geneticamente alterado.
Ma ieri Anche mexeram na genética do Pinhão. Ele Dá pra ver trabalha- que não tá ainda bem informado, mas vocês gostaram? Tá bom, Pinhão? Il trebulare di ieri mieti tra Cara due qua, bocce. manhã que ele só quel che avevamo da mangiare. È o che te. È o che tem pra hoje. È la né? via segata a tutto. Brutin, la via dei pignati segata a tutto. Ah, sai che se- Gata tutto. No, gata Como é cá que é quando que gruda uma de glacê? É isso? Ô, Josi, Agrudou. grudou tudo lá na... como é que chama? E glaciou. Você ganha desgraciar. Que linguajar. Se desgraciou. Gato desgraciado tutto il mangiare, gatta casso tutte pignate, sinto mi spulsa di brusare. E allora, frottole adesso. Vuoi contare quella del Natale là, del Tony che aveva dato i regali fiori? No, né? No. No, con mia contata. Vuoi dire no? Con mia contata. Lo racconto adesso. Dai, dai. Racconto adesso. Ma avanti che si qua, ascolti bene. Allora era Tony, no? E il aveva, ma metti vede che storia qua la ga. Sento. 100 anni in trio. Sì. Anche di più. Anche di più. E allora che il tempo là, l'era mai o meno il tempo del nonno Severino. L'era quel che aveva pochi fiori, 10, 12, 15, capito? E Tony lui aveva 12 fiori. Una duzia. Ma so che l'era una scaletta. E lei veniva Puaretti, sai? Sì. Un caval magro. Veloso. In Pisana, una giuntina di boi magri, un potreretto là che caschia due cerche e taipe. Pura sassi. Tocchetto de terra, pianta sulla pura rampeghina. Guanciumbe e guanciumbe che debba far maniche di scoa. Malcia, pa un stalotto, un sciccheretto, un porchetto di spiende grata che si russea il dintierro. E scorrea il sciccheretto. Balloni di Martinelli pica i una vacchetta che dea quando dea tanto 2 litri di latte al dì. La camminia con le gambe incrociate. Crosea gambe, Puaretta stava, che da galline, malcia, ben Puaretta. Senza pene, galline. Sì, piena di puldini. Pedocci. Cioè allora vignesto sto Natale, te di t'ho vinto, ne? E c'è per il tifo le galline, morire o Michael intende tutto, ne? Sì, parla anche. E ciò arriva sto Natale, l'era il giorno 15 di dicembre, sì, ciò. L'era lui là fuori così con questo pensiero, un sigaro di paia. Paiero, criolo. Quel pitè là, c'è un mostaccio che viene dopo la bocca. Quel pitè che ha detto, signore, adesso che te guardo bene, una nuvola bella. Ha detto, ste me giutessi questo Natale qua. Te come mai domanda niente? Sì, ciò. Una muccia di fiori, aveva caro dare un regalo, parlava con Gesù Cristo. Parlava con Gesù, giutemi sto anno qua. Sì. Ma che pensava, come farà lo giutarmi? Ahí che mi refiro. Aspetta, che pensava, ha detto, mi so. E ha fatto una carta, ha scritto una carta a Gesù Cristo. Ah, no! Sì. Mandata a Henry. Ha scritto una carta, ha dato il correio a cavallo, ha messo là, ha postata là il correio. Poi del correio gli ha fatto la carta che era scritto De Toni davanti e De Drio che era scritto Par Henry. Per Gesù Cristo. Per Gesù Cristo. Claro. Poi gli ha detto, ma che carta qua? No, che arriva Gesù Cristo. Allora verdi fuori che era scritto così. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Vengo per via di queste 2 o 3 linee dirti che la situazione qua la è non sta facile. problematica, triste, senza soldi, un altro anno si svenisse, una fila di fiori, non avevamo mangiare per niente e tanto manco per dargli un bel regaletto ai miei fiori. Per favore, ti ho mai domandato niente, ma aiutami con qualcosa. Gavaria caro che ti mandessi 3.500 reali. 3.500? Sì, perché ti ho sempre domandato che qualcosa. Sì. Ragione sua di lui. Domandare che poco che ne aveva. Ma se veniva 2.000, 1.000 era bello. Ma lui ha pensato, 3.500 regali, ha fatto un calcolo, tanto in tanto. E ha passato la lingua così, no? E ha incartato, ma infatti tu si gale adesso che hai detto, guarda ciò, che bella idea di questo Signore, di pedire aiuto a Gesù Cristo, ma è agora. Daí se comoveram com a história e fizeram uma tal de vaquinha. E começaram a juntar aqui 100, 200, 500, 800, 1.000, 1.200, 1.300. Chegaram a 1.500 reais. 50%. Era, não, quase
voleva 3? Che queria 3.500. Ah, 3. Lui voleva 3.500, conseguiram 1.500. Botaram o envelope, ficou cheio assim, por uma nota de 10, 20, 50. Com o envelope assim, botaram lá de INRI para Tony. E deixaram ali. Dia 23 de dezembro. 23 de dezembro, último dia, né, do correio ficar aberto. Sim. Chegou o Tony lá, amarrou o cavalo fora da cidade, desmontazou, andato lá a vedere. Rivarento tímido, nossa, sério, triste, com vergonha. Rivarento, seu Antônio, o senhor é da Capela Caravaggio? É da Caravaggio. Lá na prateleira da Capela Caravaggio, que cada capela da cidade tinha uma prateleira das cartas. Na prateleira da Capela Caravaggio tem a sua carta. Trocou de cor. Scambiato di colore, Maria Santissima, dato là a ciappare la carta, era un envelopone grosso così. Pensa all'allegria. Grazie, salta in cima al cavallo. Ma a curiosidade foi tanta che no caminho parou numa sombra e começou a contar o dinheiro. Faccia 1.000. Faccia 1.500. Deu. Finiu il soldi. 1.500, pedi 3.500 reais. Lemire sta contento. Pegou o cavalo, voltou. Tornai in Rio là del correio, andato rento del correio, rivarento, scarsella piena di soldi. Che lo mia un papel, una carta e una caneta, una penna para me emprestar-me. Sim, senhor seu Antônio, vai ver um cantão, escreve, rascaraspa, paga via, risque, paga, se já vinte, que escreveu, passata a língua cosita, postou a carta da tua casa. Finì o expediente lá para 5, quelli del correio, demo verde la carta. Certo che probabilmente Tony ha deve ringraziare i soldi che ha guadagnato. Verde a carta che sto. Signor Gesù Cristo, quale Tony? Desculpa mal escrito. Ecco, ma vengo por meio destas poucas linhas dizer-te que te ringrazio gran tanto sforzo che te hai fatto, ma l'anno che viene mandami un cheque nominal perché i cancri del correio mi ha portato via de pide medi. Colpa qui del correio. Giunta Unti. Ecco. Giunta Unti. Da mia. Guarda qua. Guarda me. Tony. Ti dice Tony. Sì. E Barigno Beppi. E Beppi. Mi sono Tony e Beppi. Tony, prazer. Oh, com'è che sta Tony? Bene, ti Beppi. Vai. Tony maridà. Ecco. Ben maridà. E Beppi sorterò. Sempre pedo. Sorterò. Allora Beppi era un cara del potere. Opa. E Tony Malciapà. Manco quella. E che doveva a Beppi. Mi te doveva. Ma era vostra che doveva a Beppi. Ma te come a pagare, Maria? Sogna ancora. Calma. E vai una volta, vai due. E Beppi che diceva a Tony, guarda che la conta lì, fuzzi che te mi manco mia soldi, mi sono un po' rego, non go come pagarti. Non go come pagarti, butto che fauchemi. Ma aspetta, manto un pochettino, aspetta, non dire che ha detto, Beppi che ha detto a Tony, ghetto mia qualcosa da darmi, forse dire in rento, qualche bestioletta, qualche cosa per pagare la conta. Pagare la conta, mi ciapo rento, mi perde proprio tu, no? So che ti che difficoltà te la famiglia, ma allora Tony che ha detto, mica varia, ma ghetto che, Beppi che ha detto, sì. Paragon can, un can, un cavallo e in ultimo caso la donna. 3 misteri, voleva livrarsi da era un can o una cagna? No, era un can. Mi solterò. Un can. Vedi che sia un can. Un can? Era bella. Un can? Calma. Un can? E un can, un cavallo. Un cavallo? E la femmina. E la donna. Cioè, le uniche cose che go. Che go per dare rento a lui la conta. Che conta, sì. Lui era loco di parar via donna. Sì, voleva despacciare. Adela è il colpo che la va e sta pensando. E con l'altro lei è sortero, Tony. Sì, Beppi. E ti che matto per despacciare la donna. Arriva là e da domani mattina vengo, e sta bodega, sa che domani mattina mi vengo a vedere.
Dai, mi ti aspetto alla casa. Ciò che ha detto donna, preparati bene una mattina. Parecchite, metti su un po' di rouge. Toma banho e tai. Un po' d'arroz. E notte che passi che rouge. Un po' d'arroz. Arriva là Beppi arriva là. Mi sono venuto qua a vedere il can, il cavallo. Farsi un asserto. Devo vedere il can per prima. Ecco. Andare a vedere il can. E dove il can? Era là buttato. Le rece tutte insanguinate, sai cosa che calcio? Sì, bestiai. Ho fatto levare sul cane, tutto stramolone, sfinio. Finio, non neanche mangiare. Perché guarda, ghetto catacche, mais o meno. Dato a vedere il cavallo. Opa! Il cavallo in piedi. Marciadero. Oh, ma signor. Che dormì. E dormia. Gallo guarda in bocca. Piantare a pianta con il cavallo, andato da il cavallo con le gambe incrociate, con i caschi lunghi così, senza ferri. E Gadana guardare, andiamo a vedere la donna. Andiamo a vedere, no, lui ha detto andiamo allora a vedere la donna. Da che butto vedere la donna. Sì, andiamo a vedere la donna. Sì. E Gadana subiata, cioè, sai che casette che aveva un corridoretto. Sì, ciao. Un'arietta. E vieni fuori alla nome Filisbina. Ah, ma che bel nome! Filisbina. Garanto che la sera tanto bella quanto la Filisbina. E Beppi si è entusiasmato col nome. Bel nome. Solo venire fuori alla Filisbina dell'aria così, ti ha dato un sorriso, solo un dente davanti. Bella gometta così, una berughetta del naso, capelli belli bianchi, tutti mucciai su senza tomare bagno. Sì, pesava un 4 kg solo di capelli. Aveva un dente per cavare verde garaffe e un in fondo per far male. Luca guarda, ho detto, ciao, ghetto catà, che è contento. Ma ha detto, andiamo a dare una guardata al cane dopo voi in su. Era proprio Poiretto, Tony. Beh, panca mia. Bandi suonatori. Quando torniamo dopo, devo parlare sopra il primo dell'anno. Biscotti e a torta. Dolci di pasta. Dolci, e curiosità del primo dell'anno e del Natale. Dolci di pasta. Sì. E dopo abbiamo, se qualcuno del pubblico lì ha idea di partecipare, chiamiamo qua. Sì, qualche storia, qualche cosa. No, chi due là che massa giovani. No, non sa neanche. No, la storia. E per che crede nel processo. Sì, che neanche quella. Perché crede del Papà Noel chi due là. Dopo il prossimo blocco, la storia del retrocesso. Va bene? Stecono altri? Sì. Compartiremo in modo pubblico? Che ora dopo il fine programma. Che sei i regali per sorteio. Va bene? E stasera mangiamo non solo pignoi, pasta asciutta nostra Italia. Qua la grande maggioranza che mai mangiare buonissimo compagno. Buon. Tocca dirgli, basso qua, va a costare caro. Buon. Quella sia. Ma vuol dire? Ma vale la pena. L'importante che mai è bene. Chiaro. E che è un vino, del ciò. Non mi può portare la birra 0.0. Ah sì, viva il bandi suonatori. Michael, buonasera. Tutto certo, dai che il microfono là, tutto tranquillo? Tutto tranquillo. Parliamo in italiano? Pochettino. Stiamo apprendendo. Un pochettino. Mi obrighi, però stiamo apprendendo. Muito bem, mas vamos falar do Michael, né? O Michael que dá aula aqui. Isso. Então, toda sexta. Toda sexta-feira. Pode falar aí. Quem interessar em aula de acordeon, violão, teclado, canto, a gente tá. Posso dar o número de telefone? Lógico. 54-98166-2669. 8166-2669. E também no Instagram, MaiConTed, MAYCONTEDY. Só chamar nós lá que vamos embora. É isso aí. É isso aí. Conhecia bem o Michael, mais ou menos? Não tem outro, prima volta che ho visto lui. Tá. No, tutto certo. La prima volta che l'ho visto. E lui è De Vanini. De Vanini. Della terra delle mie nonna. Ah sì, Vittoria proprio così. Sì. Che è De Vanini. Ecco. Allora facciamo una cantadetta qua, non so se mi ricordo cantare italiano, ma facciamo un bacco. Sì. E cantiamo insieme. Potremmo fare due? Sì. Ecco. Facciamo due. Facciamo la America. Ecco. E cantiamo insieme e dopo
No, come che volevate? Che la Verginella. La Verginella, sì, ah, è bellissima. buona. Puoi cantare insieme, Walter? Cantare, sì. Sì o no? Vai là. Vai. Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore. E nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel vassolino di fiori. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel vassolino di fiori. Dall'America noi siamo arrivati, noi abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fiori. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino di fiori. All'America l'è lunga e l'è larga, l'è circondata dei monti e dei piani, e con la industria dei nostri italiani abbiamo formato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino di fiori. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino di fiori. Grazie! Bom, eu vou pedir para vocês que estão assistindo agora em português, né? Tem muita gente lá em São Paulo também assistindo, no Facebook e no YouTube. Me sigam lá no Instagram, é @VivianeVidmar_oficial, tá bom? E femo la Verginella.
Ho girato l'Italia e il Tirol, ho girato l'Italia e il Tirol, sol per trovare la Verginelle, ciombaralilalele, viva l'amore, sol per trovare la Verginelle, ciombaralilalele, viva l'amore. I tirolesi son bravi soldati, i tirolesi son bravi soldati, tutte le notte de sentinelle, ciombaralilalele, viva l'amore, dove trovare la Verginelle, ciombaralilalele, viva l'amore. Ho girato l'Italia e il Tirol, ho girato l'Italia e il Tirol, sol per trovare la Verginelle, ciombaralilalele, viva l'amore, sol per trovare la Verginelle, ciombaralilalele, viva l'amore. Grazie. Bravi, bravissimi, cositasi. Ciao, Marinho e Brutin venirento qua che stasera andiamo a parlare. Devo parlare sopra il Natale, il primo dell'anno, che si andava a tele case passare e desiderare alle famiglie buon principio dell'anno. Sì o no? Che bellezza che sia. Ecco. Chi che può dare bene rento qua di quei vecchiotti lì, quei che gade piani lì? Chi che gade piani lì? Vieni qua Vittorio, che dopo contiamo le No, storie. ma Vittorio là dopo. Ah, da là? Sì, là che facciamo una musica con lui. Ah, il suona come il demonio. Ah, va! Sì. Ah, va! Ma accendeva baile non alti con lui là in volta. Sono le campane. Brutin. E Drio scriver lì sora, Drio domandar sora i pignoi. I pignoi? Ma buoni, vero? Buon spignone. Ma solo i pignoi. Ma che tu catai su stamattina? No, dopo mezzì. Dopo mezzì. E go tirati fuori dopo mezzì. Bravo. Della boccia. Sì. Desgranai dopo mezzì. Desgranai dopo mezzì. Ascolta, andiamo a parlare solo del Natale di una volta. E che si andava anche... Prima si aspettava il bambino. Dice, mia, Natale, Papà Noel, non ne penso. D'altri in Drio era il bambino. Viene il bambino. Il bambino era non si sia Papà Noel. No, il bambino. Io ho scoperto che è una generazione avanti, no? Che mi sono bisnonno, non è? Sì. Lui è un figliotto ancora. È figliotto. Allora viene il bambino. E quando viene il bambino, la mamma la diceva, parecchie qualcosa che viene con la musa. Che me e il bambino viene con la musetta. E daghe di mangiare la musa. Allora vatti parecchie, ti Marinho. Spagna. Spagna. Foglie di miglio. Foglie di miglio. E un pochettino di sal. E si scuoia bene il portivo. No, altri acqua no. Sì, un baldettino di acqua. No, altri una panocetta o due. Perché le che ne era becche le bonnecchette del Natale. Sì, come adesso che ne becche ne era buon sal e due bonnecchette se parecchia. Allora di Drio e a me famiglia diceva
Devo vedere la vedevamo fura rasto. dove che la ga pestà la musetta che ga portare il bambino e loro nanti ara qua la ga pestare nanti mi amor di Dio c'era più bauche di una taipa sbarata è una trappola che la fa mia dopo poveretti no anzi si credeva come mette i due Valdi mette i due piattini come piattini ti appari i regali ci metti a piattini e allora il pivetto fino a essere in 7 come il pivetto in ordine 7 piattini 7 piattini Valdi fai mia cosita no perché mi per esempio sarà l'ultimo qui là, quel pivetto di Michel che aveva che Pidi del Papà Noel fuori. No, ma allora e mi gode scobriò, senti come che gode scobriò che era una questa Che Guevara che dite questo sarà farsa. Mette sto bolo. Un tocchetto di bolo per il Papà Noel, ma esse bolo. Cioè allora la mattina leva su, guarda, ti ho visto sto presente e da tutto il quarto delle mie sorelle giocare, salta che qua, salta che là. Mi non so il mio giucchetto che era, il casca intera, mi scuccio do così di insieme alla cama, mi come la do a testa così per tora il giucchetto che invece fa, guardo così, c'ho la via metà cama e il bolo del e mi guarda scopriò con 15 anni mi non so dirti ma mia tanto meno un mio amico là un vicino che ha detto Nilsson guarda che le mie bambine che viene a portare le la mamma parla basso in cui si marita con 15 anni la via per disfarsare sì. E allora mi diceva ma e lo chi le mie bambine guarda che le mie tutto quel che te che sono da casa che ho domandato a mamma mamma che ha detto che chi che ti ha detto quanti ciappati c'ho allora mi la sera metto il piatto o non lo metto mi voleva mia mettere il piatto allora la mamma Margherita metti che il bambino viene stasera viene mi metteste allora lo metto sarà che viene mia mi dirgli la mattina leva su ciò che n'era quel che mi aveva domandato la Margherita gatto visto e di Dio sono andato e mi dice la verità ti sei un baile un mentiroso stupido il bambino veniva ancora alla casa mia dico dita e la di te la di me non è ma è che manca quel che ha contato un altro poco bruttino pensava che la Rita le stava in presenza del Papà Noel quanti anni te avevi? 15 anni 15 anni era bello che un macho velho mi tiro insieme tutte e credete Papà Noel devo parlare su adesso ben sguardi qua sì. Quando si andava a desiderare alle famiglie buon principio dell'anno quella è la bella storia allora le famiglie dal mio punto di vista ancora l'era così se veniva nessuno l'era triste ma anche se veniva tanti l'era complicato perché si era tutti italiani, puaretti e sparagnoni e darghe niente no, darghe poco neanche, darghe tanto neanche l'era sempre ma l'era ben da darghe felice anno nuovo ai santoli ai Santoli, al Santolo allora Felix dato domanda il padrino era il preferenza quello era qualche idea di pina ma a me mi laga intendeva idea di dolci di pasta era caramelli caramelli dolci di pasta tanti che c'è pasta allora un dolce bastetto stava buono soldi qualche un sacchetto di zucchero per mettere dentro sì se capì una bustina una busta per mettere dentro ma tanti mi dei biscotti allora i biscotti li era fatti tutti della medesima maniera ma dopo li metteva insieme alla tolla non era tutti che aveva la macchinetta di pararli con la misura là come che dice la impiria che mi sia là allora i fea che i taglia trasversal così stia stracanton 45 gradi
45 gradi, è il marangon, il 48 e dopo dipende dal taglio, 46 e mezzo. Dopo butti a sucro in Se cima. lei 45, le 45 gradi. 45 Dai, devo. Dio. Metti in cima 48. sucro, lo metti tutto il fornino del fogone a legna con bronze sotto. Sotto della c'è anche La come dire. bandeja, la bandegetta della forma. della forma. Mettere in tutta la forma, tiri fuori la forma del fornino, metti rento che l'altra, un perché tava, fare passi a ciacca bagna. Sì o no? Passi a bagna? Ora una rento che Ciao, l'altra mamma per non qua. perdere tempo. Vieni qua. Vieni qua che te mi spieghi, te mi giuti qua. Che momento qua bisogna una donna per giuttare avanti. Mica fa pochi dolci. Pochi team, Ma io mangia davanti tanti. te che mai. Vai qua in mezzo, vai là in mezzo. Qua. Buonanotte. Buonasera, parliamo italiano. Buonasera. Sì. A camera numero 64 sei tu. Da, prima si impasta i biscotti Sì, pianga, com'è? e dopo con la mescola si Come, mette alla massa. torniamo indietro. Come che si fa i biscotti di una volta? Se li impastate a bassia, Ma con che? Farina, farina, ovis, salmoniaco, salmoniaco, sucro, bagna, bagna E latte. pastea e latte. E mettete a farina finché si capite le mani. Ah, bisogna che si destacchesse della punto mano. era quello. In pastea finché si sta capite a mano. E dopo l'ora verdea fuori con la mescola. Ah sì? No, col Il rolletto. rollo. Il rollo con rollo. Quel che te dei a Leo. la casa tu per ancora. E ti opera ancora? Dai, ma la mescola. La grande maggioranza degli uomini che ha tratto via, che ha fatto fuoco, ha fatto lo churrasco. Mia madre la fe la butta a sucro dopo in cima. Ah sì, quando era pronti? Li tagliea per straverso. Come che abbiamo detto Nantri, così, trasversale. Passi a bagna te la forma. Ecco. Si che sei mia. Con strassetto. Con strassetto tu che ti strassa. Mettere dentro il fornino e sotto Bronze. le bronze. Sì. E l'idea che noi sei Brussesse, Ma non voltea mia, no? No, correa mia voltarli. Sì, Era diretto. E la mamma la aveva una cesta grande. Metteva una tovaia a rento? E la picchia sotto il chiodo. Metteva una tovaia a rento? Una tovaia a rento che andiamo. E dopo a picchietta il chiodo la Aspetta sporca. che vado in cerca del chiodo. Vai là, quella. Quella via, guarda via. Quella. È un cantiero quella, Perché non la ne sa mangiare tutti i biscotti. Che ne era quella anche. Perché duresse tanto, perché se era 8 fradei. Se si mettei de voia, mangiai tutti te un dì. Mangia, sì. Allora la mai la picchia via i biscotti. E la misurea. Quando la tirò la cesta, la gendea Un cada un. Perché mangia. Un cada un. Mamma e si sparagnei. Ma che buoni chi era di Con mangiare panna. quella. Con panna. Mamma, con panna. E se le che il zucchero in cima. Era una festa mangiare un biscotto. Valtri che si casa, scrivedoli te algún assunto interessante, alguma coisa, algum comentário, ma quem tem 60, 70 anos passou por isso, sì o no? Sì. E dopo? Allora si aveva anche il forno fuori. Ah sì, il forno del pan. Il forno del pan. E se fa i biscotti Anche del là. forno, mia la mai. E se pienia la banca, fa tutti i biscotti. 2 banche piene. Ma aveva macchinetta o no? Che macchinetta? Il rolletto. La macchinetta era a Il mano. rolletto e dopo tagliare. Portando sta banca, una per cada banda, portando la banca, mia e la mai, una per cada banda, fin dentro il forno con la cesta, l'acqua toaia, e quando era pronti tiria fuori e metteva dentro ancora, cucinare ancora. Se che delle altre 2 ceste. Dura quanto mais ou menos? Ma dura a tempo, ma quando era fin dell'anno che veniva la gurisata di buon principio, la mai la fe i biscotti de P per dargli a gurisata che veniva. Ecco. Se che dei biscotti.
che non si aveva soldi, si era poveretti. Sì. Ma i ragni, tu ti dici poretti come i ragni, ma i ragni li poretti. Ah, c'era un dito. C'era un dito. Oh, se era in tanti, se era in 10 col pai e la mai. Se faceva la polenta del mesdì e la sera. E l'andava tutto. 2 polente al dì. 2 taglierate. E te pensi di un regalo de bambini, de Natale che te pensi fiancoi? Che te resta in memoria. Te a mia vita come c'è una boneca. Se era poretti, se aveva cose bianche da mangiare. Regali sì, un dolce 2 cada un. Niente non si sapeva. Non si aveva niente. Tocca dar grazie a Dio quando ganhava mangiare che basta per tutti. Era la situazione una volta. Era la situazione. Então. E então quando vinha o Natal, ganhava umas balas, alguma coisa. Umas balas. Mas não presente. Presente nunca lembro che nós ganhamos. Che non avevamo mai giapà che se era poretti. Che non era mia soldi per comprare. Che il pai era carpintero. Allora che era epoca che il aveva mia casa da fare. Allora aveva mia lavoro. Allora il sapeva mia niente. E quando che sapeva tu che tenevi per quando che... E a mai la era costureira, la cosia braghe e camisa di uomo. La era costureira. La cosia, la c'aveva i soldi, la aveva una vacchetta, vendeva latte. Ma ieri di star qua? Sì, qua. Che la storia è di qua, di questa qua. Ma la vacchetta stai dove? Là di Drio, là che era un paioletto al potrero. E aqui, para quem não sabe, aqui é o centro de Serafina. Então nós estamos falando, né, Félix, de 70 e... 70. Eu nasci em 53. Come ti si vecchia? Neanche vecchia famiglia. No, sì, mia vecchia, sì, giovane ancora, ma sto parlando che come evoluiu, come mudaram as coisas. Sì, gas cambia tanto, mi è vero? Sì. Oh, mi pare il gadite che quando viene su con la carretta qua mudanza qua, il gas appare ancora, il gas fatto il trodetto per carretta venire su. Che era puro matto. È che Serafina ha quanti anni? 65. Serafina ha 65 era anni. Era puro matto e capoeira qua. Allora il centro era tipo abbiamo detto il centro, era dire, no, disei così, abbiamo detto la città. Abbiamo detto la 11. È della piazza lì. E quante volte mi toseta, tosatelota, c'aveva roncon e rossel trodetto. Allora qua c'era mia una strada, era un trodo. Un trodo che il pai lo ha fatto. E questa strada qua che va su qua? No, che non era mia famiglia qua. Nessuno. Sono altri e Benini la via e Piva qua dopo. E che era mia asfalto? No, che asfalto? L'asfalto va fatto in 78. E l'asfalto? 77-8. Mi laurea qua a Serafina e fatto asfalto. Sì. Come gas cambiare le robe? Come gas cambiare? Sì, che abbiamo un tocco grande qua. E dopo sta vendendo, fa parte. Che l'era da Tiadella era tutto da me pare. Sì. E noi anzi sendia medo di a scuola e medo di sapar. Tutti i giorni dopo mi si il pai ne fa andare a sapar. Pianteado di tutto. Pa sustento da casa. Se aveva un porchettino, galline e la vacca. Ecco, e quando avanti di venire di star qua, il papà parlì alla mamma, dove che eri di star? Quando siamo arrivati, sei di star a casa del mio nonno. Dove? Abramo Chiarello che sta là dove a Cappella San José. Là dove? Sì. Dopo che vendesse i somacai. Dopo si veniste qua fuori. Aí me pare, me mare, sei andai di star as latte Vanini là dove che ne è sua famiglia di me mare. Vanini? Sei andai di star lassù. Ma di chi dove la di Vanini?
Eu não lembro, penso mia só mia. Me lo chiede star là adesso. Il Motter, là, che devo parlare Damiano prima. Motter, là da Vittoria, là da mia cappella, San Paoletto. Allora mi pare Tutto in famiglia adesso qua allora, che maniere qua. Ah sì o no? Io vedo giocare le carte, ti Viene Giores Motter là che guarda, Giores Motter, le là che guarda là. Allora, le nascesse la Lidia là in Vanini e quando si venesti due in Serafina, mia madre era gravida di me. Te pensi bene? Allora, finché ha fatto la casa qua, il tio Genovino che ha imprestato la casa che invece di star là finché diventasse pronta qua. Sì. Ne. Allora qua il nonno Severino che ha aiutato a farla su. È stato lui a farla su. Entra fra dei de luri. E si fa a casa in volta. O pai, o tio José e o tio Genovino. E sempre stai carpinteri. E i Ciarelli era che? I carpinteri. Marangoni. E Finori. Opa. Finori. C'era... Ma a me mi ricordo del Genuino, Marosta. Genuino, qual era del sarco di sotto? Lui era precisi. Ma lui veniva, mi laureata di loge di elettrodomestici, lui veniva per esempio qua a guardare un móvel, un rack, una istante, e diceva però vara qua. Qua i gafsa un dentin, vara qua è una faia. E capia tutto. Ma il Vardea del cattivo fuori di era così. Mi pare anche lei era ben cosita. Sì. E postea le careghe con la riga del soaio. Ah, va. Sì, a mesa carrega bisogna tutto. Mi No, straversai. ma gente. No. Leo, che ti ho fatto come col sogro? Anche di aver fatto qualche cosa ben buona per conquistare. L'amore, noivato e casamento che avevamo 57 anni. Ma allora, ma che abbiamo tanto assunto quando abbiamo finito 11 stasera. È un amore e tuo pare, vostro pare, che ha accettato tutto pulito. Sì, tutto pulito. Leo era bello che il tempo là. Mia madre la diceva. Com'è? Il suisser. Come così? Perché il aveva le suisse. Suisse. Oh, galán. Che demonio. Che ciò a te. Lei era lo bello proprio, come in coi cosita. Era epoca di Elvis Presley allora. Elvis Presley, Un anno che si innamorava, andò a San Paolo. Chi? Lui, lavorare, là del frigorifico San Paolo. Sì. Resta là 4 anni. Maria Santa. E ti? E mi qua, aspettarlo. si carte. Veniva una volta all'anno a vedermi. Madonna, quanta passione. E le venisse come in cui di massa che avevamo maritato e dopo siamo andati a San Paolo, stati 20 anni là. E poi la vivi a San Paolo. E quando era gravida di Avivi, sono venuta qua alla 11, la zena sesta qua. E il dottor Roberto le sta al partero. Colpa del dottor Roberto. Sì. Dottor Roberto. Roberto era... Io William nasceu in San Paolo, ma ela è serafinense. A vivi a Serafina. È gaúcha. È gaúcha. È gaúcha. Io e delle carte si scrivei che... No, fammi un favore. Adesso. Che ha fatto così. Non era bella una volta le carte. Essa paixão fica entre... Voleria vedere in cui che si scriveva. Depois no fim assinado, o Neide desculpa mal escrito. E mi scriveva desculpa zero. Che mandei i pensamenti. Ai pensamenti che ne era anche. I versetti. Cioè. Versetti. Fioretti dentro da carta. In ultimo un pensamento. Fioretti, ti cantoni da carta. Allora, non tem nenhuma carta lì, Vivinale. Ma io non incontrei nada aqui de amore, essas coisas aqui na casa. Mi laureata il frigorifico e loro che dea le carte ai camioneri. Indì al frigorifico in San Paolo che li entreguei a lui e lui mi mandò la risposta. Ah sì? Perché neanche te io. E lui mandò a mia Fioriti. Scriveva bene, come un maestro. Chissà quante persone che devo assistirmi adesso che è da essa
che è dessa epoca e che passò por isso. Ma quante persone che passato. Se fosse il dito in cui daria mia certo come gadato. Ma guarda, ti primi 15 dire che te l'altro. Sì, 15 di dopo Luca te un altro là e ti un altro qua e E mica cominciai a innamorarlo che aveva 15 anni. E lui? 19. Appena voltato dell'esercito. Papà Noel. Appena voltato dell'esercito, muscoloso, per amor di Dio. E sai come lo conoscesto? Se mondai una muccia di amiche dote la Cappella Fatima assistere a un gioco di football la domenica di tardi. E lì a tia Lina giunto. Diciamo che aveva fatto un pacote allora. Fatisi con cugnare. Sì, cugnare. E c'era la Clementina che lei è morta di Valmor. Allora che avevamo detto, cada una scuola un giocatore. E mi lo avevo scolto. E dopo la sera lui le veniese la 11, dato te la prassa e le veniese insieme e che avevamo scominciato il lamoro. E avete morà per toccarvi o no? È che non è... No, è che... No, è che lo risemia tanto. Di età come i nostri pari, i pivecci. Ma anche quel tempo là era il medico. Ma era mais moderno là, Ciapietta man, sì. Prima volta Ciapietta man così te andava in brassetto. In brassetto, andava in brassetto o no? Ma che demorava. Sì. Già era una epoca. No, vedi, già era una epoca mais moderna, Ormai a me non sono bello. Ma Rostega, una volta si tocchi a mia, ma chi nasce dei fioi settembrini? No, veniva a portarmi fin lì davanti e veniva neanche a Rento. E la luna. Ascolta. E mi portava fin lì davanti. A compagnia. E dopo lui via e mi viene a Rento. E mia madre mi cuidava a finestra. Quale di quelle finestre? Quella la via. Qua sfesetta. A Maica cuidava. Cosa che se fa la fuori. Se a caso ve basei, fa un scandalo. Ma era proprio così. Che bella storia, vero? Daria un libro. Che bel mestiere, così va bene. Allora, ma quel tempo là, allora, non passare fame, ma tanta necessità, vero? Sì, dopo mi pare andare a lavorare al frigorifico, allora c'avevo i soldi tutti i mesi. Garantì tutti i mesi i soldi. Dopo loro scominciano anche venire più vecchi. Cominciamo a migliorare allora. E hai mio fratello più vecchio che è morto, Euclides, laureata al frigorifico, Laulidia mia sorella, e me e Francisco, si era i più vecchi, si laurea tutti del frigorifico. Era la unica firma che n'era. Famiglia. Tutti laureati là. Partì vede la importanza di una impresa, di un imprenditore, di offrire trabalho e sustento per la famiglia. Che i tempi là, per quei che valti piantei intorno qua e poi guadagnare là, valti vi sustentai più facile, sì o no? Perché noi altri italiani, chi ha un cantonetto, piantado, sia radici sia salata, vero? Sia pomidori, sia cucumeri, un tocchetto di miglio, sempre non si ha un tocco perso e lo raggiunta per il sustento, i consiglieri e così avanti, no? Ecco. E dopo un'altra, che i tempi là non si era delicati per mangiare. No, qualche cosa serviva. Anche patate si mangia solo. Ma adesso non c'era di parlare che mi fermare. Si andiamo a parlare di biscotti e della torta. Ah sì, mia madre la fa la torta. Conta per nati per inserrare come che c'era la torta. La torta una volta non le era grande come in cui, le era alte, più alte. E passea ciara di uovo per fuori. Ma pian, cominciamo a fare la torta. Ciara di uovo è ben finita. Perché finito, cominciai a finire. Allora prima fai i boli. Ma che pian, vanti di fare i boli che era una tolletta. La tolletta per mettere il bollo in cima. La tolletta era rivestita o era soltola? La che aveva un plastico? Un plastico, sì.
È un plastico. Sì. E dopo La era rettangolare. No, a me mare a fea tonda. Perché la forma di Boli la era tonda. Dopo che le venisse la le bocca forme. Feri che tu non fai torta nenhuma, fica quieto. So com'è. Dopo che le venisse fuori le forme quadrate. Sì. Prima le era solo tonde. Sì. Allora fai sto bolo, viene grande così, Sì, e con una facca tagliea. e fai tutte fetelette. Tutte fetelette. Tipo un'altura di una pizza. Più o meno. Allora metti la prima camada e dopo. Mette il creme, fare No, ma avanti del creme? Bagni un pochettino il volo. E fai tipo un sià con cravo, cannella e che ancora? E mette Che pian. Fai tipo un sià. Funcio, se no, te noccio. Se Ecco, e allora con cucciaro passea tipo la fetta di bolo là. Dopo veniva la camada del resceio. E cosa era il resceio? Fatto di che? Ma se era puaretti che mi mare la Chi succo? De chi succo la fea resceio della torta. Allora c'è il chisucco, fai il chisucco te una pignata boia e mettea rento maizena. Farina! Allora restea tipo una gelatina, un creme. Perché maizena era paisiori. Puaretti fa con farina. Mio Gisa. Maizena era paisiori, allora mettea farina, restea più grossetta come. Allora mettea una camada, dopo vea un'altra fetta de dopo fa un resceio di marmellata. De che? De fighi. De fighi? E fa una camada de fighi. Una camada di marmellata di fighi. Una marmellata. Marmellata. E dopo che è di cioccolata allora. Quella di cioccolata. Quella là, nanti si raspea pignata dopo, tutto. Tutti raspea la pignata, bene. E dopo fa tutto. E dopo passea a battere la ciara in neve. Mettea per fuori. Col sucro. Dopo la era buona anche quella. Mia madre la comprea i confetti. Confetti, che erano tutti coloriti quei. No, ma mia madre comprea quei tipo sciumbini prateati. Tondi, prateati. Come ti ha passato. Restia bene. E dopo per seccare le ciare del bolo, che n'era un posto lì, mia madre metteva la torta del sole. Insieme al posto. Mai robata? No, mai robata. Ma non era solo mia madre, anche le altre case. Tutti che avevano questo costume. Metteva là per se secchia bene. Dopo la ciara si spacchiera sti in tocchetti secca, ma già era poco buono. Mamma mia. E dopo si mangiava. Ma come fa un tocchetto cada uno? Ma la tagliai i tocchetti, è lei che taglia le fette. Mamma che taglia i tocchetti? Nessuno che taglia la torta. Solo la mamma che taglia la fetta. Ma se da sé a volontà, tipo i due fratelli più vecchi, mangia tutta di un colpo. Allora un tocchetto cada uno. E dopo la metteva via. E solo quando che la metteva. Allora, Valti mangiai questa torta solo quando a mamma dea. No, era mia per andare torsene. E a mettean due dopo dentro di casa, che non era geladera, che era luce qua o no? Che luce, che non era il lampione. Lampione, il feral. Il feral. E l'icchigno. No, neanche l'icchigno. Un lampione proprio lo picchia là dove che non è che lustre là. Picchia là. E i ciaretti. Il ciaretti col petrolio. Ciao. E allora la metteva là e se guardava. Sì. E dopo quando si vede la televisione? Quanti anni che avevi? Era bel che ben grandota. Allora l'unico che aveva televisione su per quale era mio pare. Fico ricco nonno Severino. I vicini venivano tutti a assistere le novelle. Qua? Le vicine qua, in pienia. Gioco di football. Una volta la Coppa del 70. Allora che voleva Leuca adesso per parlare da Coppa 70, E a messa veniva lì a vedere messa. No, che i tempi non era televisione a mia la messa. No. Era radio. E la Coppa del 70 che n'era tanta gente che ne per cattarsi il posto e se venisse la domenica mattina.
Buon'ora. Per assistere al gioco da pomeriggio. Toccate Ma anche è le da mangiare. mangiare. Da mangiare pomeriggio. E vatti dato da mangiare a tutti. Sì. Ma gente. L'era sul Sinelli. Entendeu? Pure ninguém entrava dentro de casa com chinelo. No, meu favor, era un desrispetto. Ecco. Che era piovesto. Che ora di andare a casa? Mi truccare il Mica sinele. truccare il sinele. Perché era piovesto e la strada era puro baro. Ah, che era mia calzamento. Loro aveva No, ma gente, ma guarda che storia bella. Di baro. Loro che era solo Sinelli e gente sentai, scucciai intera. il mucciai in braccio uno che altro un mestiere. Persiste la coppa. E il nome Felix sono stata a me cattarlo. Felix. Quando la Coppa del 70 del Golero. Il golero. Sono stata mica che ho dato il nome. Felix era il golero del Brasile. Felix toccaria pagarti una pensione vitalizia. E mi? Carlos Alberto. Mi era noiva. Noiva? E mia madre era gravida di Felix. Allora aveva una differenza d'età. Felix è l'ultimo, quel che l'estate sette in bombaso. Abbaglio che visto la meglio vita. Quando aveva 3 anni. Allora a Maya ha detto che l'è stato male perché lei era acostumata con me. Mi lo crea. Allora a Maya ha detto che ha dato fiebre, non mangia più, solo al piandea perché mi era andata via. Piccinino. Sono andata al banco altro dì, e lui, la donna del banco l'ha detto. È suo figlio? No, ella disse pro Felix, tu veio con tua moglie? Non è che ti si vecchia, è che l'ultimo è un tosetto, ma guarda, ci ho ben postato. Per me è come fosse mio figlio del bo. Visto? Sì, che voi ben lo cuido e il mega tanto rispetto per me. Te tocca. Che tocca. Molto bene. Ciao gente, il tempo stasera gasolà. Neide cara, che bella. E lei è Santolo de Felix de Cresemo. Ah, ecco allora. Un'altra pensione toccaria anche là. Come se pensione così non finisse mai. Guarda che ti si quattro giuti. Tira fuori un papel. A mãe oggi è protagonista, acho che te ganhou, Mi sembra ganhou oggi, Te rubò il spasso. Marinho, lei di te che te Migueletto, amiche vedo bene. Fabiano Rodriguez. Guarda, c'ho anche, ho visto, non è solo italiani che assiste alla nostra live. Fabiano Rodriguez. Ma se o Fabiano non manda, Brutin, com'è che funziona là? Salette Donadello. Manda il secondo. O se o Fabiano non manda, tem chance a segunda. A Salette lei tira un'altra per garantire. Salette Donadello e vediamo Brutin qual è il nome più lungo. Lungo, 4 nomi qua. Madonna. La Isa con Y. Ossa. Merlin. Madonna. Lunelli. Maria Santa. Malacarne. Mattia Amazono, che nome lungo. Guarda qua Marosa, che ho voluto mostrarla. Ma la carne che neanche a San Domingo. Ma la carne. Magna carne che neanche. Magna carne. Guarda lì. Ecco, va bene. Giammai. Ecco, ti ringrazio, gran tanto. Perché anche tu le tue storie, belle storie. E la Viviane e il vostro toso è dove deve stare ancora? A São Paulo là da Rente a Viviane. Che le fa là Vivi? Tecnologia, informatica, mestieramenti, cosita, sì. Come mie Brutin. Ecco. E la Viviane è andata via, la sola tornata in 2. Col piccinino. In 3. Sì, col 0 anche. Va bene. Che buono, vero? Le buona gente. Ah sì, Ma no, se a sogra falou che tu è buona gente, io acredito. E il ha fatto, che bacana, show di bola. Ecco così. Va bene, grazie. Allora, salute. Buonasera a tutti. Ecco, con sé.
E allora, tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Mas nós temos o Vitória, que depois gostaria de fazer uma com ele. Vamos fazer qual agora? Vamos chamar o Rafael, que ele canta Bela Polenta junto com a mama. Oh, ele tá dormindo. Rafinha, vem cá. Oh, ma come cosita? Dormiu. Dormiu? Femo la Bela Polenta. Sì, a Bela Polenta teria também... E dopo tem aquela gaúcha também. Churrasco bom chimarrão? Que é aquela? Faça duas. Tá Faça bom, duas. Tá, vai lá. Quando se pianta la bella polenta si pianta così, si pianta così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando la cresce la bella polenta la cresce così, si pianta così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando fiorisce la bella polenta fiorisce così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si taglia la bella polenta si taglia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così, si taglia così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si magna la bella polenta si magna così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così, si taglia così e si magna così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando finisse la bella polenta finisse così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così, si taglia così, si magna così, finisse così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Finio. Le dio Mariana la polenta là, signor. Adesso femo una gaúcha. Questa qua abbiamo fatto un lançamento, un clip, le latte lì YouTube,
clipe, é disso que o velho gosta. Fema questa? Berenice Zambuja e Gildo Campos. Vai. Bem. Vou beber. Eu sou uma prenda à distância, nascida lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Saí da minha querência e me soltei pelo pago, e hoje tenho um gaúcho para me fazer afago. E quando vier um piazinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. E se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Femo un'altra o no? No, no, basta. Dopo. No, piano là. Femo dopo una per finire, perché ormai che ora è lo Josiel? Le 9. Le 9? Ma avevamo con Vittorio, anche dopo femo insieme con lui qua, una insieme. Ma Gallo Becchi che mandai regali. Ah sì? Non tieni un video per rodare? No, va bene. Allora cosita, ringraziare i nostri patrocinatori, qui chi secondo anti, tutte quante le domeniche che mi dà forza, è sempre insieme. Ringraziarli tutti, vieni qua Brutin, vieni avanti qua Brutin, vieni avanti qua. Mieti e Marinho, e Frottole sta in una muccia di Frottole, mica 35 per contare. Mica 28. E mica una. Ringraziamo l'Amighi Plus, che fa ragione per tutte le bestie, sì. La Di Macchina al Gorde Nova Prata, Posto d'Odessio a Casca, Pian Alimentos de Paraí, Botta Superleve Baspan, il meglio stival del Brasile. A vó de Carrasca que fa de meio caipirinha. O pessoal aí hoje está tomando um drink de gin rocks. Gin rocks. Não chegou ali. Não chegou. Nós que estamos trabalhando não bebemos. Sim. Ecco, Gavimo Aquafest, produtos de higiene e limpeza, Supermercados Marim de Guaporé, Metal Mark de Guaporé, a DR Construtora e Incorporadora de Serafina, Guaporé, Farroupilha e Encantado, Oral Unique Clínica Odontológica, Meda Forros em PVC, Miriam Alimentos, Clanovix Britagem, Areia Industrial e Terapiana, Supermercado Polivalente, Cereais Menin, MGA Válvulas. Questi sono i nostri patrocinatori e aparelhos terapêuticos Bom Repouso. Os colchões que nós vendemos. Va bem? Capito o discorso? Veio dos três. Sério? Ma e ascoltaranno anche lui. Pessoal, hoje a audiência foi grande, tanto no Facebook como no YouTube.
Foi muito bom, show de bola, parabéns para vocês, né? E cumprimenti a Valti che si casa, di ascoltarmi. Un strucon a che stiamo nanti che stiamo a questi chise qua. Aê! Pessoal que está aqui ao vivo assistindo a gente. E avemo il mangiare pronto quasi. Il tocciolo è pronto. Mamma mia. Con pochi capelli. Pasta asciutta nostra Italia. Se non fosse l'uno Andri caro mio. Faria mia la panza grossa come Marino. Tasi che la fina, guarda che panza. Guarda ciò, svelto. È di fina lui, grossa così. Va, un altro poco te guadagni te. No, mi sono asciutto. Tra Marinho e Josieli ga calare in 2025, che ha mancato a mangiare quell'idea. E va a calare di pinco ora. No, la pascina mi cambia. Ma Maico, guarda Maico, un altro poco a gaita che incomoda la anche Maico. Cada un con la sua dianta. Cada un con la sua. Ma vamos lá, vamos mostrar o ganhador ou vamos pelo terceiro? Começa. Vari nomi lá, nome lungo e terzo. Então, na verdade a gente chama 3, porque se o primeiro não mandar, fica pro segundo. Se o segundo não mandar, fica pro terceiro. Se o terceiro não manda, vai para ninguém. Então, o terceiro, que na verdade não ganha, mas que mandou a foto, foi quem que é aqui, Brutinho? Laísa. Merlin Lunelli Malacarne. Olha ali. Uou, olha que bela tosa, jovem. Boa, Laísa. Boa. Obrigado, querida. Tá? Santo Antônio do Parma. Allora la via Parma. Mi dico ai miei fioi che vai via là Santo Antonio do Parma. Falli correre. Laísa, calma. Continua participando que uma hora dá certo. Depois tem a Salete Donadello, que também não ganhou. Olha ali, olha que bela dona ali, com os produtos Miriam e Aquafest. Gostaram do protetor de ventilador? Olha ali, ó, que foto bonita, né, Vivi? Então Salete continua participando, não deu desta vez. E o ganhador, o Felizardo, que estava assistindo, Rodrigues. É o Fabiano Rodrigues. Mostra a foto aí, vamos ver. Aê! Para que bel negretto! Ali, ó, Fabiano, ele e o guri. Olha ali. Vai a cara do Maia. Produtos Miriam e Aquafest. Fabiano, querido, um grande abraço para ti e para toda a tua família. Um feliz ano novo a todos vocês que mandaram a foto. Continuem participando do programa. Entra em contato comigo que essa semana a gente vai entregar todos os prêmios. Um grande abraço, grazie. E boa sorte para todos que não ganharam, né? Para próximo domingo. Tá bem? Concita. E bom proveito dos produtos. Vem várias caixas de produtos. Inclusive, Fabiano, produtos da Fanta Indústria de Bebida. Vem uma vodka Raisca. Vem uma espumante. Eita lá. Depois tu me convida, Fabiano. E o Kiko de Casca, che 2 o 3 volte è stato in tercero, che ha mandato. Non me penso. Ti parli sempre. Bombassar, no? No, non mi viene. Bem, cadê o pai? Não, mas chama ele ali, o Vitório ali. Vitório? Vamos botar ele para tocar gaita? Vitório, vem, vamos esperar. Na frotoletta intanto, che lui viene. Na frotoletta? Ma allora na funzionaria del banco Sicredi. Sicredi di qua? La laurea là e l'arrivata del gerente l'ha detto o Tiago che è il gerente Tiago sto me demitindo Deo non trabalho mais aqui hai detto ma pelo amor de Deus o que é isso? Não, é que tu não confia em mim e eu não, a senhora trabalha aqui há 20 anos. Sempre confiai. Sempre confiei, a senhora é da casa, sempre deixei até as chaves em cima da minha mesa de tudo aqui dentro. De tanta confiança. De tanta confiança que eu tenho. Até inclusive do cofre. Mas é por isso mesmo que eu estou me demitindo, nenhuma dessas chaves serve no cofre. Ciao. E allora c'è un uomo 40 anni di marità che resolve truccare la donna Poncan.
vem qua, Sì, E allora? truccato a una boncana. Allora Cioè, ma che negozio strano, Sì. mai sentito dire. Perché? Perché? Perché lo? Vuoi arrivare a casa ora che te vuole che il can non reclama. Sempre contento, sempre contento. Sempre qua coetta così interessante, va. La donna già bastonai. Sì, così. Arrivi a casa alle 2 della mattina il cane te ne Il serve cane la se salta conte. addosso, te lecca qua. Sì. La donna viene qua a me, rollo là, quel rollo E là. Rolo la casa Rolo che ha solo una manetta, con l'altra se fuori. Te può sbagliare il nome del can che non tem problema. Ma sbaglia il nome della donna. Caro sì. mio. Vittorio, vamo là. Avanti. Aspetta che finisco. Ma muovete. Sì, allora, che ne ancora? Innanzitutto. La mamma del cane viene mai cattarte. Che tu capio? Ma la mamma La della sogra è donna sempre su per i piedi. E per ultimo, quando te separi, il cane ti porta via metà capitale. Che tu visto? Ciao Mario. Vantaggio. Che tu visto? Che letto No, ma fare un bene buon che hai- negozio. Ti sembra bene con questo? Devo banda là. Adesso tutti che arriviamo tutti là. Sì, io idea. Marino, Mi tocca andare via. ti fa il mangiare. Sì, buonasera. Allora stasera cappelletti a pasta asciutta. Sì, dopo Valti, domenica che viene devo Se dire volessi sapere vedere come sta fa il toccio, il Aspetta che mi consigliere, conduco c'è a qua. me Marino. Uziel, Ecco, sì, Va proprio. bene? A tutti quanti un Strucconasso. mi va a banda i suonatori. Josi, ciappa tutti quanti qua o no? Sì, Io vou ciappa qua a tutti. contare la storia del nostro amico. Passa, Vivi, mi impresta il microfono. Pode ficar. Para mim eu tenho. Ali. No, è pra seu Vittorio ali. Ô, seu Vittorio, aqui ó, a câmera número 79. Como é que é a história que vocês vão contar? Vamos contar. Ele vai inventar um negócio, mano. Mano, tu não inventa. É um padrinho meu que eu tenho. Mas ele é um contador de causa. Agora vai ser uma história bonita. Tá, vamos lá, como é que Não é? é bem assim quando eu falo. Mas ele vai falar. Vai falar. Mas Vittorio, mas é um caso verídico isso aqui. Ah, é? Eu acho que é. Sim, vamos ver. Tá, nós fomos fazer um jogo de futebol aqui de São Domingo, fomos jogar em Santa Catarina. Daí saímos de noite, às 2 da madrugada, né, para jogar bola. O Vittorio veio junto. Montebérico era. E daí chegamos em Federico Westphalen para tomar um café. Agora vem a parte boa do café. E daí, como é que foi lá o café? Daí eu sentei, tem o balcão ali, eu sentei aqui, o pessoal lá e o Vittorio em pé atrás, assim. E não tinha mais lugar para sentar. Daí eu pensava que pedi um chocolate, um pastel, tá? Daí o cara, a moça pediu para mim, aonde que vocês são da onde? E daí o cara que estava atrás, que era quem? O Marcelino disse, lá do Rio Grande. Lá do Rio Grande. Estava aí em Rio Grande. Estufou o peito. Nós somos lá do Rio Grande. Se ergueu assim de lá do Rio Grande. E o Vittorio lá querendo comprar alguma coisa, né? E daí ele, para enxergar lá dentro do balcão. Você tinha comprado tanta coisa. Nós estávamos comendo. E ele atrás ali. Ele veio por cima de mim assim, a moça disse, o senhor quer alguma coisa para comer? Ele olhou assim, tem uns bolinhos meio enrolados. Disse, pois olha, me dê esse retrocesso. Esse é padrinho do bom. E agora lá em São Jorge, lá, é só retrocesso. Caiu que nem uma luva, tio. Mas eu tenho também dificuldade. Tu chega na padaria, eles inventam sempre coisa nova. Como é que tu vai perguntar o nome? Quem entende de padaria são eles. Tu chega lá, me dá esse troço, me dá esse trem, me dá esse negócio. Mas ele... não é? Tu inventa um nome, aí o senhor inventou, me dá esse porque ele era redondo, esse retrocesso. Mas ele em cima do vidro começou assim. Eu quero esse retrocesso aí, ó. É brincadeira. Mas tá bom, valeu a pena. Mas na viagem começou ainda, o retrocesso. Tá bom. Para encerrar, vamos fazer a saideira? Qual que de repente vamos cantar junto, né?
Seu Vitório, o senhor toca a gaita desde que idade? Mas eu comecei desde 12 anos, depois deu uma parada. Então faz tempo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Então já faz mais de 20 anos que toca a gaita. Então o Maicon é de casa, né? É de geração para geração, né? Que bacana isso, mas né? Depois deixei da música bastante. Alguma vez nem pego uma gaita para tocar. Mas depois vou fazer uma brincadeira. Mas uma bem antiga, que todo mundo gosta, que todo mundo canta. Vamos ver. Tem tempo. A saideira, a última. Pai podia cantar aquela das 10 mulheres. Não sei se foi tu. Essa é boa. Eu não sei se foi ele que fez essa aqui, porque eu só vi ele cantar. Tá. Dá a gaita pra ele. Eu vou tentar fazer isso. Viu, mas não que ele teve 10 mulheres. Não, já. acho que não, né? Segura lá o microfone. E tu, Maicon, fica atrás do pai. A música das 10 mulheres é inédito, nunca ouvi falar. Senta aqui, ó, no banquinho. Maicon, tu fica atrás, Michael. O Brutinho pro lado de lá. E ele canta ou tu canta? O pai canta, né? O pai canta? Vamos cantar. Vamos ver se nós sabemos, né, Vivi? Pois é. Quantas mulheres que eu tive, que hoje não vivo juntinho de mim. Somente orgulho não traz separado, nós um cada lado, esse é nosso fim. Primeira mulher que eu tive, não sei que fim ela deu. Segunda mulher criada, terceira pessoa e morreu. A quarta mulher me deixou, a quinta mulher faleceu. A sexta um caminho aí pegou, a sétima fugiu com o meu. Oitava mulher que eu tive, a nona veneno bebeu. A 10ª mulher que eu tive, 10 anos comigo aí viveu. Foi sincera e teve 10 filhos, que era todos os amigos meus. Esse é o retrocesso. Não existe, né? Inédita. Muito bem. Vive. Obrigado, seu Vitório. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço. Vamos encerrar com mais uma? Eu acho que sim, né? Agora... Vivi, querida, obrigado. Obrigada. Sucesso, muita saúde, muita paz, muita alegria. Tudo de bom pra ti. Que tudo vá bem, graças a Deus. Para vocês também, muito sucesso aqui, né? Muito obrigado. Quem sabe... teremos outras, com certeza, oportunidades de estar junto. Quando tiver final de ano que vem, temos Nantra. Sim, o Maicon é nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro aqui de casa já, né? Fez uma amizade muito grande. Quase que nhanca no Antri. Quase? Quase, porque no Antri, a gente se conhece há muito, muito tempo, né? Graças a Deus, e um torce pelo outro, que nem nós. Isso é bacana, a reciprocidade traz um bem-estar. Maicon, obrigado, querido, por ter vindo, né? O Maicon é fantástico, ele é muito bom, ele é um toca cara muito que bem. Domina demais, né, a gaita. Toca muito bem, parabéns. Vamos encerrar com uma sertaneja, já que vocês pediram uma sertaneja. Sério? Vamos fazer? Vamos fazer? Vai. Vamos lá. Tchau, salute, steve bem! Pode dançar, quem quiser dançar, pode dançar. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança
esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou.